Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi in una micropillola del vostro manetto veneziano. Oggi parleremo delle zone d'ombra, le zone comfort e poi le zone reattive, di quelle che si svegliano mattina e riescono a capire che, come diceva Osho, non esiste la pace e la guerra, ma esiste la guerra e la preparazione alla guerra. E quindi questa zona comfort non è altro che in un certo senso un innichilimento, un'entropia del prepararsi alla guerra per poi fare la guerra, perché è questa vita che lo vogliamo o no, come diceva Osho, è così. No? Proprio per quelle persone che, come lo diceva sempre Osho, non si devono preoccupare se dopo la morte c'è la vita, ma se hanno vissuto prima della morte. Ma prima di iniziare questo micropillo, il vostro maledetto veneziano vi chiede di iscrivervi al canale di Hildegarda su YouTube e al canale vostro maledetto veneziano. Vi ricordo che questa sera 21:30 venerdì Hildegarda sarà per le sibille interattive gratuite nel suo canale. Se non conoscete ancora Hildegarda, su YouTube scrivete Hildegarda e trackete, vi iscrivete al suo canale, potete fare le domande per le sibille interattive gratuite. In più vi ricordo anche che qui sotto avete il link per accedere al sito capitano.altavista.org dove il vostro maglietto dal 2015, cioè più o meno dal 2012, ma dal 2015 diciamo ha fatto 20 ebook e li ha messo gratuitamente a disposizione di tutti. Sono stati scaricati più di 150.000 ebook, ma sono anche molti di più, comunque dico sempre 150.000, perché l'ultima volta che li ho contati erano 149.000. E in più il vostro Marietto in questo ebook dà le istruzioni per circuiti radionici quadranti radiostesici. Praticamente il vostro Marietto veneziano, quello che avete di fronte al monitor, ha già regalato all'umanità più di 2 milioni di circuiti radionici quadranti radiostesici. Qualcosa vorrà appunto. Poi abbiamo anche con Hilde una sezione shop dove si possono comprare prodotti esoterici di qualità. Ad esempio questo ciondolo magico costa 150 euro più 10 euro di spedizione. Bene, iniziamo anche a parlare del gruppo di Face che stiamo rilanciando, Radionica Radiestesia e Terologia, link sotto in descrizione, è gratuito e siamo più di 1500. Bene, iniziamo un po' la pillola, perché oggigiorno noi vediamo sempre più spesso gente che tenta di vivere in questa zona comfort che ci stanno togliendo col Covid, signoraggio, extraterrestri, New Age, insomma, questo periodo del baby boom fino agli anni 90 che chi ha vissuto come me se li ricorda bene, no? C'erano tanti sogni, ma poi stringi stringi siamo arrivati a questo punto qua. Perché vi dico questo? Perché molte persone che ascoltano Marietto o Hildegarda, magari io ormai di video o diciamo di cose sul tubo dal 2012, quando ho deciso di dare una mano, ne ho incontrate parecchie di queste persone, no? Che vivevano in una zona comfort e a un certo punto si sono resi conto che aveva ragione Osho. O ti prepari alla guerra, vai in guerra, oppure nichilimento, oppure diceva la stessa identica cosa. Ci sono molte persone che si preoccupano della vita dopo la morte, ma dovrebbero preoccuparsi di vivere prima di morire, no? E questi qui vivono in una bolla comfort, non so, dipendenti che hanno sempre avuto una paga sicura, che gli veniva giù dal cielo, che pensavano che senza di loro la ditta fondasse, matrimoni che sembravano incrollabili per il semplice fatto che c'erano dei puntelli tipo la suocera, il lavoro, i soldi, insomma, tutte queste cose qui, oppure amori che sembravano indissolubili, no? Però quando si era in questa zona comfort non si è mai pensato cosa diceva Osho, bisogna prepararsi alla guerra e poi la guerra, no? Non si scappa, questa è una legge di questo mondo materiale. Io ho visto Diogene, ho visto di tutti i colori, santoni che predicavano a destra e a sinistra, poi gli togli qualcosina che gli interessa e vanno su tutte le furie. Quindi, cosa bisogna fare in questo momento qui? A parte seguire le pillole del vostro maledetto veneziano di legale che danno dei consigli che sono validi, bisogna sempre prepararsi alla guerra, lo ripeto perché forse non è che sempre prepararsi alla guerra, sempre stare 5 centimetri, mezzo metro davanti all'avversario. Una volta quando Silvietto è venuto nel mio ufficio nel 2000, a un certo punto gli ho chiesto, senta, signor ministro, ma chi sono i nostri amici? Lui mi guarda e mi dice, tutti. La nostra fortuna è che la madre patria è una penisola e siamo circondati dal mare.
Ma in piccolo ogni cittadino italiano è una piccola penisola e deve difendersi, perché se sei forte tu, sarà forte anche automaticamente chi sta intorno a te e a effetto domino tutto quello che ti circonda. Quindi il buonismo da New Age, no? Vogliamoci tutti bene, angeli colorati, salto quantico, adesso state vedendo che stanno facendo arrivare gli UFO, gli extraterrestri, che vi ho già spiegato che sono geni, roba del genere. Dovete prepararvi. Con Sei Marietto, circuiti radionici gratuiti Marietto, andate sul sito, state attenti un po' alle limitazioni perché ho visto adesso su Face che adesso cominciano a copiarli, copiano certe strutture del vostro Marietto, fa niente, voi andate sul sito del capitano, è gratuito, link sotto in descrizione, se volete un consulto qui sopra il numero e cerchiamo di rinforzare il nostro Giano Comfort, prepariamoci a qualcosa, come Osho che diceva non prepariamoci, non pensiamo che a cosa c'è dopo la morte, ma cerchiamo di vivere prima di morire. Bene, cari amici, grazie, mi raccomando, questa sera 21:30, venerdì, canale di Ildegada per le Sibille Interattive. Grazie, alla prossima, ciao.